Mio fratello rincorre i dinosauri è il titolo del libro che Giacomo Mazzariolla ha scritto alcuni anni fa sulla storia della sua famiglia, mamma Katia, papà Davide e 4 figli. Il più piccolo, oggi 17enne, è Giovanni, affetto dalla sindrome di Down. A coglierlo è stato immergersi in una storia ancora più grande di quella scritta fino a qualche tempo prima nell'esperienza della fede e nel servizio. Sicuramente la nascita di Giovanni è stato un passaggio importante anche per la nostra fede. Ci ha arricchito, ci ha fatto percepire che non siamo padroni della nostra vita, non siamo padroni della vita dei figli e davvero sono proprio un dono, cioè li accogliamo per quello che sono, e con Giovanni questo il Signore davvero ce lo ha sottolineato proprio con l'evidenziatore. Da un video caricato su YouTube è nato il libro e dal libro è nato il film presentato al Festival di Venezia di quest'anno. Mi ricordo che quando aspettavamo Giovanni, noi sapevamo che lui era Down. Il nostro parroco di allora, noi eravamo comunque un po' in pensiero, e ci ha detto: scriveremo una grande storia d'amore. E l'abbiamo incontrato l'estate scorsa e gli ho detto: Don, ma ti pensavi che la scrivevamo per davvero, che veniva fuori anche un libro? Ce l'avevi detto per quello? I momenti complicati ci sono stati e ci sono. La testimonianza di Katia e di Davide, nella serenità e nell'ironia, è quella di una famiglia affidata. È una grande storia d'amore e il Signore ci ha portato sempre, ci ha sempre portato in braccio, ci ha sempre tenuto per mano. E davvero ogni giorno ci dà grandi doni e grazie attraverso di lui, attraverso i figli e tutto. Ecco. Inizialmente comunque abbiamo sempre avuto come uno schiaffo, e quindi un po' di disperazione c'è sempre stata. Però dopo, continuando ad avere fiducia che anche se non si capisce subito questo disegno del Signore, comunque dopo emerge chiaramente, illuminato, non solo evidenziato, anche se a volte da soli non si riesce a capire o vedere o percepire, bisogna comunque farsi aiutare o accompagnare, insomma. Ecco.